buonasera, sono Angela Vetrano e sono una volontaria e collaboratrice insieme a tanti altri volontari. Abbiamo allestito con il Comitato di San Giuseppe 2025 questa tavolata in onore di San Giuseppe. Ringraziamo in modo particolare il nostro parroco Don Giuseppe Colli, che è stata una figura molto importante per realizzare tutto questo. La cittadinanza ha collaborato davvero molto anche gratuitamente in tutto questo, quindi hanno portato dolci, hanno portato cose salate, tutto quello che vedete comunque qui per allestire questa bellissima tavolata. Ringraziamo tutti di vero cuore e speriamo nei prossimi anni di poter fare sempre lo stesso o anche di più. Grazie davvero a tutti. Il 19 marzo di ogni anno, a Caltabellotta, per la festa di San Giuseppe si imbandisce una tavolata popolare. La pratica dell'altare di San Giuseppe ha origini antichissime e si intreccia con la storia della Sicilia. Risale al Medioevo, quando l'isola fu colpita da una devastante siccità che minacciava una grande carestia. I contadini e i pastori, nel tentativo di placare la fame che affliggeva le loro comunità, si rivolsero al santo, invocando la sua intercessione per ottenere clemenza, provvidenza e prosperità. A Caltabellotta, persone che hanno devozione verso il santo o che hanno ricevuto grazie, arricchiscono la tavolata con il pane tipico a buccellate, frutta, verdure, innumerevoli pietanze tradizionali e dolci tipici. Nel tardo pomeriggio iniziano a suonare le campane a festa, chiamando tutta la gente a recarsi in chiesa per celebrare e proseguire con la processione del santo. Dopo la processione, tutti si riuniscono all'abbadia dove si trova la tavolata di San Giuseppe, per mangiare, brindare e gioire insieme. Caltabellotta, come tutti i piccoli comuni del sud Italia, sta affrontando lo spopolamento a causa dell'emigrazione per lavoro. Malgrado ciò, i giovani rimasti, con sacrificio e amore, insistono a tenere vive le tradizioni.
Se il video ti è piaciuto, clicca mi piace e iscriviti al canale, così non perderai il prossimo video.